La sera del 13 luglio del 2024, 3 ragazze minorenni, una italiana e 2 straniere, vengono avvicinate da un uomo di nazionalità pakistana vicino alla stazione delle Corriere di Cervignano, dove le 3 giovani si trovavano sedute sulle panchine. L'uomo le costringe a subire atti sessuali prima di allontanarsi, ma 2 giorni dopo viene notato in un bar e fatto arrestare dai carabinieri. Shabir Amir, 43 anni, è stato condannato per violenza sessuale aggravata dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Udine Rossella Miele a 4 anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dai lavori che comportano contatti con minorenni. Dopo aver scontato la pena, per il successivo anno dovrà comunicare gli spostamenti e rendere nota la sua residenza alle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione esposta dal pubblico ministero Elisa Cadigaris, favorita anche dalla registrazione dei video del circuito di sorveglianza dell'autostazione, oltre che da video e foto scattate dalle ragazze mentre il pakistano si allontanava, Shabir Amir, difeso dall'avvocato Federico Artico, aveva dapprima avvicinato una delle 3 abbracciandola, poi aveva dato 2 pacche sui glutei di un'altra mentre era distesa sulla panchina e infine aveva afferrato per un braccio la terza minorenne impedendole di allontanarsi insieme alle altre amiche e mentre la giovane tentava di sottrarsi alla presa aveva infilato le mani sotto la gonna palpeggiando le parti intime, chiedendo poi alla vittima di toccargli le sue di parti intime. 2 giorni dopo i fatti, l'uomo viene riconosciuto in un bar di Cervignano, dove arrivano i carabinieri e gli mettono le manette ai polsi. Da allora si trova in custodia cautelare agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico. L'avvocato riferisce che valuterà l'eventuale ricorso in appello dopo aver letto le motivazioni.